Pronti via, salgo nella Valle di Preone. Che bomba, qua cominciano i muri. Incredibile. Mamma mia, MotoGP. Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Quarto e ultimo giro del Carnia Cycling Tour, percorso Preone. Se non avete visto i video degli altri 3 giri ve li lascio linkati nella icona in alto a destra. Io sono pronto, chiudo tutto e si parte. Vorrei fare il percorso in senso antiorario. La traccia questa è in senso orario, sì, perché voglio farmi la salita all'inizio, quindi scorro qua sotto, percorso inverso, vediamo. Pronti via, salgo nella Valle di Preone. Dovrebbero essere 3-4 km di salita. Ho deciso di fare il percorso antiorario, così mi faccio tutta la salita all'inizio col fresco e poi torno giù avvicinandomi alle ore calde della giornata. Però ovviamente si può fare anche il contrario. Più in là nel percorso arriverò anche a Sella Chianzutan, dove ero già stato tempo fa, salendo dallo stesso lato da cui salirò adesso, salirò oggi per meglio dire, e ci avevo fatto anche un video con Dario, ve lo lascio linkato nella icona in alto a destra. Vi racconto come funziona il Carnia Cycling Tour. Si va sul sito, ci si iscrive e si ritira in diversi punti, oppure contattando Antonello dell'organizzazione, la tesserina, quella che avete visto in diverse foto pubblicate anche su Instagram, per timbrare ai checkpoint. Timbrati i checkpoint di tutte e 4 le tappe, si può passare in dei luoghi specifici per ritirare il pacco dei finisher, che comprende un sacco di prodotti tipici della zona, molto buoni peraltro, perché ho assaggiato qualcosa. C'è anche un codice sconto per chi non volesse spendere i 30 euro dell'iscrizione, che considerati gadget, carnet di sconti, fra i quali il 20% da Sportler, fanno il 20% 2 volte all'anno, quindi secondo me già quello vale la pena. C'è un codice sconto che vi lascio scritto in descrizione dei video, oppure scrivetemi, vi dà un piccolo sconto per l'iscrizione. Fatemi sapere se farete il Carnia Cycling Tour, se conoscete i percorsi, le zone, o se avete qualche consiglio per prossimi giri. Questa zona è tutta zona paleontologica, perché sono stati fatti tantissimi ritrovamenti di fossili e animali preistorici. Che spettacolo sta strada, che bomba. A onor del vero sono stato superato da una macchina, però dai, ci può stare. Tutti i chilometri che ho fatto in questo weekend ho incrociato pochissime macchine. Le strade sono veramente pensate e proposte bene, secondo me. Ma che roba! Madonna, cioè questa sarebbe da filmare tutta, per intero. Che figata. Qua cominciano i muri. Rapporto giusto e via.
parte la percentuale di pendenza, qua il tasso di road porn, come direbbero gli amici dello SWAT, è una roba, livelli massimi. A metà c'è un pezzo che dà un po' di respiro, bello anche all'ombra la mattina, probabilmente anche il pomeriggio, vista la vegetazione. E qua davanti ancora un paio di denti, di strappetti, salitelle carniche. Quando si apre, che spettacolo. Comunque il corpo è una macchina veramente straordinaria. Terzo giorno che sono qua e il 5% mi sembra pianura. Ho guardato giù, ho detto, boh, che bene che si scorre qua. Guardo il numero, 5%. Che adattamenti. Ah, direi che ci siamo. Val di Preone, Valle di Preone, 780 metri sul livello del mare. Ha fatto 10 km e 430 metri di dislivello. Il mio amico Matteo si cappotterebbe a vedere sti numeri. Locanda al Pioniere, luglio e agosto, cucina carnica. Questi sono più promemoria miei, per ricordarmi dove venire a mangiare. Ma quando si apre così, una roba incredibile. Che figo. Se ho capito bene, adesso dovrei arrivare in Val d'Arzino. Tutti di una cordialità incredibile, comunque, persone speciali, i carnici. Ciao. Che strada! Mamma mia, MotoGP! Ah, ok. Ho capito dove siamo. Ho capito dove siamo. Come immaginavo. Sono uscito sulla salita di Sella Chianzutan che ho fatto tempo fa e da quando l'ho fatta l'ultima volta l'hanno decisamente riasfaltata. Stavo facendo un ragionamento. Se il percorso Tolmezzo è secondo me perfetto per ambientarsi qua in zona, perché ha dentro un po' di natura, un po' di cultura, è breve, senza particolari difficoltà altimetriche. Il giro a un pezzo è proprio quello immerso nella natura, un po' come questo, per ora.
e il giro Varo è quello proprio dei paesini per conoscere un po' di più le zone della Carnia, questo potrebbe essere sì immerso nella natura, ma anche quello forse un po' più provante sportivamente, probabilmente in tutti e due i sensi. Io oggi lo sto facendo in senso antiorario, però anche orario, probabilmente salendo a Kianzutan, scendendo di qua e poi facendo questo pezzo in falso piano deve essere bello allenante. Bene, si va. Che spettacolo. Che bella sta salita. Rispetto a quando sono venuto l'ultima volta, ovviamente qualche macchina e diverse moto, però non è che diano fastidio, cioè la strada di tutti, andavano tutti abbastanza regolari, poi le moto le senti arrivare da 1 chilometro, quindi ti prepari. Che spettacolo! Buongiorno. Ci siamo. Sella Kianzutan, ho pedalato 1 ora e 10, 18 km, 670 metri di dislivello. Adesso mi aspetta la discesa e poi verso altri luoghi stupendi della Carnia. Bellissimo il giro fino a qua, veramente tanta roba. E poi tutte e 4 le tracce diverse, con un carattere, come dicevo prima, diverso ognuna. Figo, si va! Lago di Berzenis,
dove sono stato l'altro ieri. Che figata! Anche oggi è un'altra giornata top, meteorologicamente parlando. Di qua, Villa di Verdegnis. Mi fa un po' paura perdere così tanta quota, va bene che sono salito prima. Se qua risalgo dovrei tornare dove dovevo andare. Allora, effettivamente ho sbagliato, ma la traccia è qua sopra, quindi risalgo un attimo senza tornare indietro da qua. La traccia passava qua sopra. Recuperato, dai. Mi ricordavo di essere già passato di qua, perché qui, esattamente sotto questo cartello, c'è il timbro, quello che l'altro giorno era caduto e che adesso non c'è proprio più. Se lo sono fregati. Ma dai, non ci credo. Io volevo timbrare la tessera. Qua davanti un paio di tornanti. E si scende. Lungo. Uè. Un po' lungo. Ciao. Metto gli occhiali perché sennò qua mi entrano degli aerei negli occhi. Mi farebbe andare su, che però è un po' gravelloso, ma io guardando la mappa resto sulla ciclabile FVG 8. Ragioniamo. Tac, e la riprendo lì. Parco intercomunale delle Colline Carniche. Mi faccio questi ultimi chilometri in Carnia, in ciclabile, e sono tornato a Nemonzo. Qua, se siete amanti della birra, mi dicono essere tappa obbligatoria, Casamatta. Quindi vi saluto mentre approccio Enemonzo, che è il mio punto di partenza di oggi. Fatemi sapere se vi è piaciuto il giro, se vi sono piaciuti tutti e 4 i percorsi del Carnia Cycling Tour. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Cominciamo a essere un bel gruppetto e anzi vado più avanti. Se non mi seguite su Instagram e Strava, qui sotto ci sono i link, insieme con il link a questo giro specifico, sempre su Strava. Ci vediamo in giro, ciao!